non c'è la volontà di far funzionare il sistema giustizia. Nuovo grido d'aiuto della Procura della Repubblica di Treviso al Ministero, organico all'osso, tempi delle indagini rallentati, una missiva del procuratore Michele Dalla Costa a maggio, una seconda ieri che si è incrociata beffa delle beffe con una lettera da Roma che annunciava l'ennesimo trasferimento. Se tra i magistrati un terzo dei posti attualmente scoperto, anche tra gli amministrativi è emergenza. 50 i posti previsti, 35 quelli coperti, un numero destinato a calare ancora. Senta, com'è la situazione, come la definirebbe? Pesante, nel senso che, come ho sempre detto, noi faremo quello che siamo in grado di fare. Sicuramente questo comporterà un rallentamento e anche una demotivazione nella gente che lavora all'interno degli uffici. Questo è inevitabile e di questo la gente deve essere, secondo me, perfettamente consapevole. Più i cittadini chiedono giustizia e più lo Stato centrale taglia risorse a chi dovrebbe garantirla. Il magistrato promesso per dar manforte alla Procura nell'inchiesta Veneto Banca ancora non si è visto. Finora di magistrati non abbiamo ancora nessuno. Il magistrato se ne occupa, è stato parzialmente esonerato dal carico di lavoro ordinario. Abbiamo per fortuna una buona collaborazione del comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha dato dei militari in grado di aiutare il magistrato a valutare le denunce che sono pervenute, quindi noi facciamo quello che possiamo fare. Noi andiamo avanti, prosegue Dalla Costa, la Procura è come il pronto soccorso, curiamo tutti, ma i tempi in cui questo può avvenire sono sempre più un'incognita. Nel frattempo, rincara, il Parlamento sforna leggi senza preoccuparsi dell'apparato che deve applicarle. È scoraggiato dopo questi anni di carriera, che idea si è fatto? Beh, scoraggiato no, un po' avvilito sì, perché ho visto che tutto sommato le cose sono andate peggiorando nel tempo.